turba sotto shock per l'arresto in Sicilia di Don Pio Guidolin. Il sacerdote trevigiano è accusato di violenza su minori con episodi terribili a suo carico ed in paese la gente si divide. La morte del 18enne veneziano annegato dopo essere caduto in acqua mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione per lavoro. Scuote Venezia, il sindaco Dugnaro era un figlio della nostra città. Proseguono le ricerche della 43enne ucraina scomparsa nel Trevigiano ed il raggio d'azione si estende. Intanto la procura dispone sul corpo del compagno esami per cercare eventuali tracce di veleno o farmaci. Quasi 1 migliaio di ex soci delle popolari venete provenienti da tutte le province stamane al Teatro Comunale di Vicenza per un'assemblea sulla questione del fondo promesso dal governo. In tempi di disoccupazione spinta c'è un'azienda metalmeccanica padovana che offre 70 posti di lavoro a tempo indeterminato, ma non si è ancora presentato nessuno. La rabbia di un anziano di dolo impossibilitato a muoversi con la gamba amputata, l'INPS denuncia ma nega la visita domiciliare. A Treviso uno degli alberi di Natale cittadini addobbato da alcuni ragazzi che avevano creato scompiglio in zona facendo parlare di baby gang, ma si sono ravveduti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'arresto in Sicilia di Don Pio Guidolin, il sacerdote trevigiano accusato di violenza su minori, con episodi terribili a suo carico ed il paese è sotto shock per l'arresto. Sentiamo. No, non avrei mai pensato perché è gente di buona famiglia, sempre stai gente molto... sempre gente seria. Non è possibile, non ci si può credere. Nella sua Villorba, anche se l'aveva salutata 15 anni fa, non possono pensare che Don Pio Guidolin sia stato arrestato. Eppure le notizie che arrivano da Catania sono chiare. Il sacerdote trevigiano adottato dalla Sicilia è accusato di violenza aggravata su minori. Ragazzini di 14 anni che sarebbero stati costretti a subire e compiere atti sessuali, cosparsi con olio santo per mascherare la violenza come atti purificatori. Ragazzini scelti fra i più fragili, con problemi familiari. Uno di questi avrebbe persino tentato di suicidio, isolato dopo aver cercato di ribellarsi e accusato di calunnia. Sono i più anziani a ricordare Don Pio Guidolin a Villorba e si va dalla delusione alla rabbia. Sono restato strano aver sentito una roba del genere, perché non credevo assolutamente che succedesse questa con lui. Siccome che te ne cinte tante? No, a Milano sia mafia. Mi pensa che lei non è giusto che quel che l'ha fatto, l'è nato prete, ma sta ben gaera. Indagini in corso, ma già il Tribunale Ecclesiastico della Curia Siciliana, prima ancora dell'arresto, lo ha allontanato dalla parrocchia aprendo un procedimento su di lui. Lo shock rimbalza dalla Sicilia alla Marca e c'è chi è assolutamente convinto della sua innocenza. Lì ho trovato in lui una grande persona, un grande cuore, una grande umanità. Per me è la questione che lui è garotto e stato tanto a mafia. Una figura carismatica e molto amata, quella di Don Pio Guidolin, testimoniata dai molti video dei suoi fedeli in Sicilia. Attenzione tutti seduti, perché è un momento forte. Tutto parte da una storia di un uomo che guardava in maniera diversa. 2014, eccolo padre Pio Guidolin sul palco davanti al pubblico gremito e adorante. Siamo a Catania e questo è solo uno dei tanti video caricati su YouTube per omaggiare il sacerdote anticonformista che da anni ormai aveva conquistato il cuore dei fedeli della parrocchia Santa Croce al villaggio di Sant'Agata, a Catania. Accuse pesantissime, accuse terribili arrivano dalla magistratura, ma non basta. Secondo gli inquirenti, quel Don Pio, adorato dai fedeli, che nei video lo definiscono il Padre Pio vivente e gli organizzavano feste di compleanno a sorpresa, avrebbe persino millantato conoscenze con la criminalità organizzata del posto per alimentare l'omertà e spaventare i genitori di chi aveva raccontato qualcosa. Ed ora gli inquirenti stanno cercando di capire quanti e quali altri episodi potrebbero riguardare il sacerdote, il prete anticonformista, il prete della gente e dei ragazzi. Belli nel cuore, belli nello spirito, sì, belli perché non si deve guardare gli altri da come li vedono, ma da come loro battono i loro cuori. Ed
Ed ora andiamo a Venezia, dove è lutto per la morte di Fabio Gasparini, il 18enne annegato ieri a Sacca Sessola. La morte di Fabio Gasparini, il 18enne di Sant'Elena, che ha perso la vita dopo essere caduto in acqua mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione di HL tra Sacca Sessola e l'isola di San Clemente, ha scosso Venezia. Lo stesso sindaco ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla famiglia tramite un tweet. Cordoglio per la perdita di Fabio, si legge, un ragazzo, un figlio della nostra città. Da padre, scrive Brugnaro, prima ancora che da sindaco voglio esprimere la mia personale vicinanza, unita a quella dell'amministrazione comunale, alla sua famiglia. Venerdì pomeriggio Fabio stava effettuando delle consegne, lavoro che aveva iniziato da pochi giorni. Era contento di poter operare sulle barche, sua grande passione. Diplomato all'Istituto Nautico Cini, era un grande conoscitore delle acque lagunari. Anche per questo sono molti i dubbi sulla dinamica dell'incidente. Lunedì il magistrato di turno dovrebbe disporre l'autopsia attraverso cui si potrà stabilire se il ragazzo fosse cosciente o meno nel momento in cui è caduto in acqua. Un amico ha evidenziato sui social network che Fabio aveva detto di sentirsi stanco nelle ore precedenti. Da un primo esame esterno sull'imbarcazione non sono stati visti traumi che possano indicare un possibile impatto. Molte le ipotesi al vaglio, un malore, la caduta e le temperature gelide, oppure un'onda. Anche se quel tratto di canale dietro la Giudecca viene descritto come una tavola in quel tragico pomeriggio. Gli accertamenti proseguiranno anche sul fronte di morte nel luogo di lavoro. Ed ora il giallo di Cornuda, proseguono senza sosta le ricerche della 43enne ucraina scomparsa, mentre la procura ha disposto che sul corpo del compagno trovato morto domenica scorsa nella sua abitazione siano disposti anche gli esami tossicologici per eventuali tracce di veleno o farmaci. Stiamo battendo delle nuove zone, siamo appena rientrati con un sopralluogo con i vigili del fuoco in altre zone, in altri punti dove si poteva presumere che potesse essere questa signora. Hanno battuto a tappeto colline, boschi, casolari, canalette di irrigazione, una vera e propria task force di oltre 70 persone, quella scesa in campo per le ricerche di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa da 2 settimane. Stamane vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile, con cani molecolari ed elicottero, hanno spostato l'attenzione dai boschi di Maser alla zona di Onigo di Pederoba, dove è stato agganciato l'ultimo segnale del cellulare della donna. Qui è stato organizzato un nuovo quartier generale delle ricerche che proseguono senza sosta in tutta l'area interessata della Pedemontana del Grappa. In questo momento siamo nell'area della Pedemontana del Grappa e poi si sta svolgendo verso Montebelluna e nei canali che ci sono qui intorno. Con il calare del buio le ricerche sono state sospese, riprenderanno domattina. Intanto si infittisce il giallo sulla vicenda. Sul fronte delle indagini si attende l'esito dell'autopsia che verrà eseguita lunedì sul corpo di Daniel Pascal Albanese, il 50enne compagno della donna suicidatosi domenica scorsa. Il magistrato ha chiesto di effettuare anche un esame tossicologico per verificare l'eventuale presenza di farmaci o veleno nel corpo dell'uomo. Anche i familiari sospettano che dietro quello che fino ad ora sembra un suicidio possa esserci dell'altro e si fanno strada inquietanti scenari. Al momento in procura è aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. In bicicletta lungo la ciclabile della circonvallazione di Rovigo molestava le donne che facevano jogging, avvicinandosi e palpeggiandole. Un ragazzo di 25 anni dell'Europa dell'Est, regolare sul territorio italiano e residente in città, è stato fermato e denunciato al termine di un servizio svolto da carabinieri e polizia. Tutto si è risolto l'altro giorno quando una donna che correva ha notato il giovane sulla pista ciclopedonale dove di solito fanno jogging decine di persone. La donna, per già nei giorni precedenti aveva notato l'uomo, ha deciso di andare di nuovo a correre segnalandolo alle forze dell'ordine che avevano nel frattempo pattugliato la zona con personale femminile in abiti civili. La questione delle banche popolari venete, assemblea di fuoco al Teatro Comunale di Vicenza degli ex risparmiatori. Vediamo. Far vedere cosa che il cambiamento deve essere culturale. Da qui devono partire. E
Esplode la rabbia dei risparmiatori delle ex popolari, giunti a Vicenza da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia per l'assemblea che si è tenuta al ridotto del Teatro Comunale, un'occasione di unione a sostegno del fondo per i risparmiatori delle ex popolari votato dal Senato, ma proprio quel fondo è stato messo sulla graticola. Su questo fondo è elemosina. Anche rabbia, molta rabbia. Sì, troppa rabbia. Sentite presi in giro? Sì, parecchio anche. Una truffa anche questo? Troppi pochi soldi? Siamo tutti d'accordo nel ritenere che sia veramente un'offesa alla stessa dignità dei risparmiatori truffati, quindi assolutamente incapiente e elemosina. Si poteva fare meglio, ne è consapevole anche Patrizio Miatello, che vede nel fondo quel seme nel deserto che ora bisogna far crescere. È un punto di partenza che è collegato ai famosi conti sognanti, perché i conti sognanti, dormienti, possono diventare realtà a risarcire i soci risparmiatori. Non mancano i fischi in sala, nel mirino dei risparmiatori il delegato della senatrice Laura Poppato, che vanamente cerca di fare il suo discorso scritto. Va detto invece che quel fondo in sé e per sé è un fatto rilevantissimo. Troppi nodi ancora da sciogliere, come il dover superare 3 gradi di giudizio incassando una sentenza che confermi che sono stati oggetto di truffa e, si sa, la giustizia nel nostro paese a tempi biblici, oppure l'altra via è quella dell'arbitrato, ma ritenuta eccessivamente costosa e d'altronde. Visto che tutti riconoscono che qui è stata commessa comunque una truffa, adesso i risparmiatori dovrebbero accedere a questo fondo attraverso un arbitrato che gli costerà altri soldi, non lo riteniamo corretto. Ed ora la trattativa per l'autonomia del Veneto, avviata ieri a Roma, secondo il sottosegretario per Paolo Baretta l'accordo arriverà entro gennaio. Un buon inizio mi pare, perché c'è stato un dialogo positivo. Noi abbiamo chiesto alla Presidente Zaia di stabilire una priorità di interventi e lui ha assicurato che manderà un elenco di priorità, dopodiché noi abbiamo confermato l'impegno come governo di provare ad arrivare a un accordo entro gennaio, quindi prima cioè che tutto si sciolga. È ottimista Pierpaolo Baretta sul futuro della trattativa tra governo e regione sull'autonomia del Veneto. Il nodo più difficile da sciogliere, quello delle risorse, è un problema più apparente che sostanziale, secondo il sottosegretario all'economia. Se i 9 decimi non possono essere direttamente oggetto di discussione, puntualizza, il merito fiscale è inevitabilmente parte del confronto. Il problema non sono i 9 decimi, anche perché se andiamo a vedere oggi siamo ben oltre gli 8. Il problema, semmai, se sono alcune discussioni specifiche su questo o quel punto anche fiscale si può fare, ma la questione di principio non può essere messa in discussione. Però io penso che se si comincia a discutere di ambiente, di sicurezza, di quello che insomma la Regione porrà tra le sue priorità, poi ci sono anche delle ricadute finanziarie ed economiche, quindi ci sono molte strade per arrivare a discutere anche di soldi. Che il clima sia positivo lo conferma lo stesso governatore Luca Zaia. Prima di tutto ribadisce: forniremo un ordine dettagliato delle 23 materie, nessuna esclusa, che diventa la base del lavoro. Prima delle elezioni nazionali puntiamo alla firma di un documento dal quale i governi successivi non possono più tornare indietro. Il prossimo incontro è fissato per il 14 dicembre. Credo che quindi, se ci mettiamo di impegno, e mi pare che c'è un'intenzione reciproca, si possa raggiungere questo obiettivo. Ci saranno anche ritmi serrati già dalla prossima settimana di incontri. In tempi nei quali, nonostante la ripresa in atto, ci siano ancora molte persone in cerca di lavoro, c'è un'azienda metalmeccanica padovana che offre 70 posti a tempo indeterminato. Non si è ancora presentato nessuno. La Antonio Carraro di Campodarsego cerca 70 dipendenti tra operai, tecnici e ingegneri da assumere a tempo indeterminato, ma finora non si è presentato nessuno. L'azienda offre un contratto metalmeccanico con stipendio lordo di 1.590 euro, attualmente ha 380 dipendenti ed è specializzata nella produzione di trattori compatti e trattorini. Ha da poco inserito nuovi robot in catena di montaggio e ha necessità urgente di manodopera che li faccia funzionare. A detta della proprietà, la Antonio Carraro è un'azienda sana, capitalizzata, con mensa e servizi per i lavoratori. Ed ora la denuncia di un anziano di Dolo impossibilitato a muoversi con una gamba amputata e l'INPS gli nega la visita domiciliare. Sentiamo. Un anno e 3 mesi che sono in netto, senza mai muovermi, sempre qua.
Il signor Rino ha 86 anni, non può muoversi dal letto perché ha una gamba amputata e una serie di altri problemi. Vive a Dolo e i nipoti si prendono cura di lui. Qualche giorno fa l'amara sorpresa. È arrivata una lettera da parte dell'INPS dove si chiede la revisione per quanto riguarda la visita per la pensione di invalidità. Una revisione su una patologia dove prima di tutto è impossibile che una gamba possa ricrescere e d'altronde anche un piede adesso è ammalato e dovremo amputare anche il piede. Per disposizione del medico, certificata, il signor Rino può spostarsi solo in ambulanza. Così accade per tutte le visite di controllo, ma l'INPS non ci sente nonostante tempo fa la visita domiciliare ci fosse stata. La prima volta che hanno assegnato la pensione di invalidità, il medico legale dell'INPS è venuto qua, ha constatato la gravità delle condizioni dello zio e ha certificato e la pensione gli hanno data alla fine. Adesso ci troviamo dopo un anno che richiedono invece di andare lì da loro. Non so in che maniera potremo fare, perché provo a immaginarsi lei portare un ammalato davanti alla sede in via Fogazzaro a Mestre, che siamo in pieno centro Mestre, con un'ambulanza, scaricarlo con una barella, entrare dentro i locali dell'INPS. Secondo il punto di vista mio, è una cosa inaudita. Anche il Tribunale del Malato di Dolo è intervenuto senza ottenere risposta e in tutta questa burocrazia a farne le spese sono i malati. Non so, solo che insomma, che ne ho tanti che se mai e che ha diritto come me. Chi ora chi si vergogna. E se anche voi come questa famiglia avete un problema e cercate una soluzione, qualcuno che vi ascolti, la nostra rubrica è aperta, voi telespettatori, lo dico ad antenna, i contatti li vedete in sovraimpressione per mail, segreteria telefonica o SMS e WhatsApp. E noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Per la prima volta Treviso avrà 2 alberi di Natale cittadini, il primo in Piazza dei Signori, come sempre donato dall'amministrazione di Brunico, il secondo davvero speciale in Piazza Santa Maria dei Battuti. Vediamo. L'hanno chiamato l'albero dell'inclusività, quello che è stato addobbato in Piazza Santa Maria dei Battuti, donato alla città dall'Associazione Per Treviso, che sostiene l'assessore Ofelio Michelanna, vuole diventare il simbolo del Natale che abbatte le divisioni, perché ad addobbarlo con decorazioni e luci sono stati chiamati, assieme ai commercianti, anche quei ragazzi più volte nel mirino per atti di danneggiamento e bullismo. Questi ragazzi che tanto sono stati criticati e che hanno creato anche dei disagi alla piazza, adesso si propongono in forma positiva. Penso che sia un bel segnale, quest'albero deve essere un esempio, speriamo che da questo albero si incominci un nuovo modo di pensare e vivere la città e la piazza in particolare. Un'iniziativa per coinvolgere i giovani bulli, ma anche per riportare l'attenzione su una piazza che, dopo i lunghi lavori di riqualificazione, si è sentita immotivatamente esclusa dal calendario delle manifestazioni natalizie. E così per la prima volta Treviso avrà 2 alberi cittadini, questo a Santa Maria dei Battuti e l'ormai tradizionale abete di Piazza dei Signori, che verrà acceso con la consueta cerimonia l'8 dicembre. 5.000 gli angioletti realizzati dai bambini delle elementari, che verranno messi in vendita a scopo benefico. Il ricavato va tutto a bambini che sono in condizioni particolarmente difficili. Ed è tutto, ci salutiamo come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Il meteo, a tutti una buona serata. Domenica all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni, soleggiato ma freddo. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto bel tempo con il sole che splenderà in un cielo sereno e terso su gran parte del territorio. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime saranno previste tra 4 e 7 gradi, minime sotto zero quasi ovunque. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche la nostra regione sarà interessata dall'alta pressione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le province. Temperature massime attese sui 5-6 gradi, valori minimi sotto zero su tutto il territorio. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Continua la presenza dell'alta pressione, sarà un'altra giornata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutto il territorio. Le temperature massime saranno attese sui 3-4 gradi, minime ampiamente sotto zero ovunque. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci!